Benvenuto Mattia Vezzola, enologo, conosciutissimo in Italia ma anche all'estero, anzi soprattutto all'estero. Mattia, cos'è per te, cosa sono per te gli spumanti? Beh, la parola spumante è una parola molto complessa, articolata, però fondamentalmente sono tutto quello che è effervescente è teoricamente uno spumante. Poi ci sono all'interno di questo concetto, c'è la Franciacorta, c'è l'Asti, ci sono insomma, tutta una serie di individui, no, che hanno una loro famiglia e hanno un loro territorio d'origine. Nel sistema spumantistico italiano, dove stiamo andando? Cosa è la nostra, cosa può essere l'idea di Italia rispetto al sistema spumante? Diciamo che negli ultimi 30 anni è iniziato in Italia un lavoro di ricerca e di valorizzazione del proprio territorio. Parlo per esempio della Franciacorta che nasce nel 61, quindi fondamentalmente giovanissima perché ha 60 anni e nonostante questo ha trovato una sua identità non indifferente, 3.000 ettari, più di 100 e rotti produttori coesi, coinvolti, determinati e questo è un segnale importante. È un segnale tanto importante il fatto che tanti produttori italiani legati a altrettante 150 o 160 denominazioni hanno intrapreso questa strada perché i vini effervescenti, tra virgolette, gli spumanti, meglio metodo classico, sono l'espressione massima della raffinatezza e della ricerca di una qualità di vino legata anche a una capacità di tecnologia estremamente raffinata. L'effervescenza quindi può essere per l'Italia anche un modus di unire tutti quanti, perché poi alla fine lasciando da parte o comunque tenendo in prima battuta le grandi denominazioni come Franciacorta, Trento DOC, Altalanga, di seguito sono venuti tutti gli altri, perché l'effervescenza e gli spumanti stanno diventando una quota importantissima sia per il pubblico ma anche dal punto di vista commerciale. Sì, ma questo perché? Dimmelo tu. Mo te lo dico, perché tutti i vini effervescenti io li definisco autocelebrativi, capito? Cioè tu ti sposi, tu hai un figlio, tu ti laurei, tu ricevi un amico, insomma, voglio dire, è un effetto gioia, un effetto di condivisione e quindi più aumenta il livello della qualità della vita, più aumenta il piacere della correlazione interpersonale e più hai voglia di festeggiare attraverso la leggerezza, la raffinatezza, no? Per dire tutti i metodo classico, tutti i vini tra virgolette spumanti rappresentano questa immagine. Certo, mi viene in mente che infatti ogni volta che si va al ristorante, magari in un posto conosciuto, la prima domanda del sommelier o del ristoratore è: bolla? Ti portiamo una bolla? Sì. E indipendentemente dal fatto che sia un metodo classico, un metodo tradizionale, italiano, ancestrale, metti quello che vuoi, però è la bolla quella che fa la differenza. Poi magari la persona che conosce di più il mondo del vino ha degli strumenti maggiori per decidere, però è la bolla quella che fa la differenza. Tra l'altro a noi manca ancora un passo che mi auguro avvenga prestissimo, perché noi lavoriamo esclusivamente su un marketing, sulla comunicazione per il consumatore finale, no? Che è giustissimo fare così, ma secondo me c'è un dettaglio che è ancora più importante, cioè l'accoglienza deve avvenire principalmente in casa, capito? Cioè quando noi riceviamo un ospite in casa, sì, possiamo offrire il caffè o il tè o la coca o la bevanda, ma voglio dire, l'eccellenza dell'accoglienza è comunque un metodo classico, un vino effervescente, uno spumante di territorio. La capito? bollicina crea importanza, dà Solo importanza così, all'ospite. certo, solo così tu educhi il consumatore, no, a trasferire questa piacevolezza anche quando va al ristorante. Abbiamo un appuntamento, c'è qualcuno che arriva in ritardo, nell'attesa si prende una bottiglia, un bicchiere di Franciacorta per esempio, no? O di Altalanga, quello che è. A proposito di bollicine, cosa abbiamo nel bicchiere?
Questo è un vino che io faccio, sembra ieri, sì, questo qui lo faccio dal 73, sembra, però fra 2 anni, sono 50 anni, mi viene quasi, insomma, ecco. Questo è un rosé, Sì? 80% Chardonnay e 20% Pinot Nero. A me piacciono i colori estremamente tenui, perché noi siamo abituati a dire buccia di cipolla, rosa sfiorita, e invece mi hanno insegnato che il color cipria, il color perla, comunque ha una nuance, una fonetica di memoria più bella, ecco, voglio dire. Quindi i colori leggeri mi hanno sempre affascinato da sempre. È chiaro che è un anacronismo, anzi io ho avuto enormi contestazioni per questo colore, però mi sono reso conto anche stamattina che gran parte dell'enologia non solo nazionale ma internazionale sta pian pianino arrivando a questa impostazione che praticamente risale a 50 anni fa. L'obiettivo qual è? Di avere un colore affascinante, di un colore che ti porta alla leggerezza, che ti porta, diciamo, alla facilità con cui ti avvicini con le labbra, col naso per la degustazione e per la beva, però poi quando le assaggi, se ci fosse uno spiedo con la polenta, il cotechino con la polenta, più che il prosciutto e melone o la bouillabaisse o il catalano e i gamberoni, questo è un vino straordinario nella considerazione di un abbinamento trasversale. Ma nella tua vita sei sempre stato un precursore, quindi su questo, nel mondo del vino e delle bollicine e dell'effervescenza, come la chiami tu, sei una garanzia. Mi ha regalato un libro tanti anni fa che si chiama Come i salmoni, no? È sempre controcorrente. Che corrono controcorrente. Capiterà anche a me prima o poi di andare in discesa, però devo dire che andare controcorrente è sempre una cosa che mi ha affascinato. Ecco. Assolutamente. Come si dice in gergo, non è che ci riesci sempre, però tentare delle nuove vie è veramente una soddisfazione, un piacere che non ti stanca mai. Allora Mattia, la tua salute, grazie di essere stato con noi. Grazie di questa ospitalità. Evviva. Grazie a te, salute all'effervescenza. C'è un 50 sfumature di rosa, questa è esatto.